È Giuseppe Facchini il nuovo presidente di Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso. Imprenditore agricolo quarantenne di San Polo di Piave, Facchini eredita da Denis e Susanna la guida dell'associazione, carica che terrà per i prossimi 4 anni. La nomina è avvenuta nel corso del congresso provinciale della CIA Treviso, svoltosi nell'aula magna del Sant'Artemio. Ringraziamento al presidente uscente Denis Susanna, perché credo che questi suoi 8 anni di lavoro hanno permesso assieme alla provincia una crescita comune, una valorizzazione dei prodotti, una commercializzazione maggiore e soprattutto è un settore nel quale si dà ancora delle garanzie e delle redditività buone per quanto riguarda la filiera del mondo dell'agricoltura. Un augurio a Giuseppe Facchini, nuovo presidente della CIA, di continuare un lavoro importante per il territorio, per le aziende agricole, una promozione che sta dando delle soddisfazioni anche in termini turistici. Sono stati 8 anni impegnativi, l'agricoltura trevisana ha fatto delle conquiste, abbiamo portato a casa il grande risultato del mondo del prosecco e di una riforma e di una ristrutturazione generale di tutto il settore vitivinicolo provinciale. E in 8 anni, anche se sembrano pochi, in realtà noi abbiamo visto aprirsi in maniera ancora più veloce e repentina le frontiere, gli scambi mondiali. Al nuovo presidente, che è anche un amico, auguro naturalmente tutto il successo, tutto il bene possibile. Ci saranno sicuramente dei momenti difficili, però sono convinto che con i valori che guidano la nostra associazione CIA di Treviso e il valore che accompagna gli uomini, le persone della Giunta, del Consiglio e il nuovo gruppo dirigente, Giuseppe Facchini saprà sicuramente trovare la propria strada ed essere utile all'agricoltura. Vi sono delle strutture più brillanti, dei settori più brillanti, uno per tutti quello vitivinicolo con l'economia legata in maniera particolare al fenomeno prosecco, altri soffrono di più, tipo la zootecnia, sulla quale secondo me ci sarà una grossa riflessione da fare, ma diciamo che nel complesso l'agricoltura trevisana in un come si dice, prospetto globale non è tra le più malmesse. Agli agricoltori della Marca e soprattutto ai soci che rappresento in questa veste mi sento primo tra tutti di promettere che la Confederazione lavorerà in maniera particolare nel mio mandato, mettendo in campo tutte le risorse che avrà a disposizione per garantire redditività e competitività al settore, ma in maniera particolare soddisfazione anche e soprattutto economica agli agricoltori. Spesso parliamo di macro concetti, di importanti situazioni, ma non ci rendiamo conto che tutto quello di cui discutiamo poi deve tramutarsi in sostentamento per chi produce questa ricchezza.